mia passione per gli impasti nasce all'età di 9 anni, quando dovevo preparare delle cose per i miei fratelli e mio papà, perché mia mamma era al lavoro. Da lì ho sempre coltivato questa passione, poi per un certo periodo di tempo è rimasta in sospeso, finché sono nati i miei bambini, e da lì ho iniziato a voler preparare qualcosa di sano per loro. Ho fatto molte ricerche sui vari grani e le varie farine da utilizzare, e ho scoperto le farine di grani antichi, che sono molto povere di glutine, e la farina di canapa, che abbiamo iniziato a coltivare dal 2015. I miei prodotti sono prodotti sani, con basso glutine e con pochi zuccheri, rivolti quindi a tutte le persone che hanno interesse per la salute e per i propri figli, senza l'uso di pesticidi. Pane, crackers, grissini, crostate, sbrisolona, biscotti di vari tipi, strudel, focacce, panettoni, cercando di riscoprire questi sapori di una volta. Al momento i miei prodotti hanno una distribuzione locale. Vorrei però potermi ingrandire, partecipare a delle fiere, a dei mercati e anche avere un sito online dove poter spedire in tutta Italia e anche all'estero. Cosa importante è che tutti i miei prodotti sono cotti nel forno a legna. La mia filiera è una filiera completa, dalla coltivazione al prodotto finito. Mentre il mondo va verso la globalizzazione dei sapori, noi ritorniamo a scoprire l'autenticità dei sapori di una volta, nutrienti e senza l'uso di pesticidi, direttamente dalla terra alla tavola. Per definire il progetto Rossadira, sicuramente impegnativo, perché è stato un progetto lungo e davvero impegnativo, ma allo stesso tempo molto entusiasmante. Spero che il mio messaggio e quindi i miei prodotti arrivino alla gente come li vedo io, perché i prodotti che preparo sono sani e aiuto le persone a ritrovare e riscoprire i sapori di una volta.